Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. In apertura il bollettino della Regione Calabria. In questo sabato santo sono 14 i positivi in più nella nostra regione. Il punto come sempre nel servizio. In Calabria ad oggi sono state effettuati 16.048 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 915 più 14 rispetto a ieri. Quelle negative sono 15.133. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 57 in reparto, 6 in rianimazione, 84 in isolamento domiciliare, 21 guariti, 23 deceduti. Cosenza 50 in reparto, 5 in rianimazione, 206 in isolamento domiciliare, 10 guariti, 17 deceduti. Reggio Calabria 37 in reparto, 4 in rianimazione, 187 in isolamento domiciliare, 17 guariti, 15 deceduti. Vibo Valentia 8 in reparto, 51 in isolamento domiciliare, 4 guariti, 5 deceduti. Crotone 17 in reparto, 80 in isolamento domiciliare, 5 guariti, 6 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.878, così distribuiti: Cosenza 2.290, Crotone 1.418, Catanzaro 1.627, Vibo Valentia 492, Reggio Calabria 2.051. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.151. Al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, adesso con un nostro viaggio, la nostra inviata Anna Franchino ci racconta questa particolare divisione dell'Annunziata nel momento dell'emergenza. Vediamo. Siamo andati questa mattina a fare un giro con le dovute precauzioni all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Con una telecamera di fortuna siamo entrati all'interno della tenda del triage. Vedete, dentro si lavora, anche se per fortuna al momento non ci sono pazienti. All'esterno ecco gli operatori che sono bardati, pronti ad intervenire in caso di emergenza. Ci siamo spostati poi all'interno del nosocomio al pronto soccorso, vedete, desolatamente vuoto. Le barelle sono posizionate lungo il corridoio. Poco più avanti qualcuno attende di essere visitato, ma rispetto al solito la situazione è tranquilla e sia i degenti che i medici e gli infermieri lavorano in condizioni di sicurezza. Guardate, i corridoi che solitamente sono affollati adesso si presentano così e si possono persino sentire i rumori di fondo. Ma la situazione non è sempre così rosea come vi abbiamo mostrato in questi minuti. La media degli accessi è di 60-70 pazienti giornalieri che in molti casi arrivano da altri presidi ospedalieri in condizioni disperate. E restiamo all'Annunziata di Cosenza perché in questo sabato santo ci sono anche delle buone notizie. Tornano a casa 3 pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'Annunziata di Cosenza. Si tratta di 2 donne, una 63enne proveniente da Cariati, ricoverata il 16 marzo scorso, e una 59enne di Rende che è stata ricoverata in ospedale dal 7 marzo scorso. Il terzo paziente guarito da Covid-19 è un uomo di 63 anni di Carpanzano che era arrivato in ospedale il 27 marzo, quindi un pomeriggio, un sabato santo in cui rinasce la speranza. Infatti oggi ha lasciato la terapia intensiva un paziente che è stato estubato qualche giorno fa. L'uomo è stato trasferito nel reparto di malattie
malattie infettive. Gli operatori sanitari resteranno in corsia anche domani, che è giorno di Pasqua, e lunedì, che è giorno di Pasquetta, proprio dall'interno dell'ospedale civile dell'Annunziata, all'appello di un medico, un cardiologo, il dottor Pilice, che lancia appunto questo appello e dice: restate a casa. Dall'Annunziata di Cosenza, dove si combatte quotidianamente la battaglia contro il coronavirus, gli operatori in prima linea restano anche a Pasqua al fronte, cioè in corsia, e lanciano un appello ai cittadini. Domenica saremo qui, lunedì saremo qui. Per noi sapete che non esistono le feste, però è un weekend particolare, una festività particolare. Siamo sempre in attesa che il Padre Eterno soddisfi quella che è la preghiera di Papa Francesco, di riuscire a sconfiggere questo male, questo virus. Ma nel frattempo noi siamo qui per voi e voi dovete stare a casa. Per noi lo dovete fare, per i nostri malati, per i malati ricoverati, ma lo dobbiamo fare per i nostri figli, lo dobbiamo fare per i nostri genitori anziani. Dobbiamo stare a casa per un semplice motivo: perché le cose stanno andando benino, non benissimo, perché il virus è in giro. Però abbiamo solo quest'arma, il non contagio, la non trasmissibilità. Il dottore Filice nel video un messaggio spiega quali potrebbero essere le conseguenze per la salute nel violare i divieti. Dobbiamo starcene a casa perché quello che facciamo oggi, di errori che commettiamo tra domani, dopodomani, si vedranno dopo 15 giorni, quindi non finiremo mai di ritornare alle nostre attività, al nostro lavoro, alla nostra palestra, ai nostri hobby, alle nostre passeggiate, a tutto quello che ci piaceva fare prima. Quindi ecco la motivazione per cui seria, concreta, per cui dobbiamo stare a casa. In tempi di coronavirus, con l'ospedale inaccessibile per i parenti, i medici non curano solo le malattie. Nell'augurarvi veramente buona Pasqua a tutti quanti, io spero oggi, domani e lunedì di poter fare qualche scambio di telefonata, di video chat con qualche parente che vuole vedere il proprio caro. E nell'Alto Ionio Cosentino ci sono i sindaci che scrivono al Presidente della Regione, Jole Santelli, affinché riapra l'ospedale di Trebisacce di seguito alla sentenza del Consiglio di Stato. Ebbene, una sentenza che è rimasta appunto disattesa. Riaprire l'ospedale significherebbe, dicono i sindaci, dare una risposta in questa emergenza coronavirus. Vediamo. Riaprire l'ospedale di Trebisacce è quanto chiedono in una missiva i sindaci dell'Alto Ionio Cosentino, rivolta al Presidente della Regione Jole Santelli, al commissario dell'ASP di Cosenza e al commissario Cotticelli. Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, da sempre in prima linea nella battaglia per la riapertura del presidio sanitario, guida la delegazione dei primi cittadini che chiedono di dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato e di avviare le procedure per l'appalto del ripristino delle sale operatorie attraverso un incontro urgente per meglio pianificare e programmare gli interventi da attuare. Sono ormai 8 anni che stiamo conducendo una battaglia per la riapertura dell'ospedale Guido Chiricomo di Trebisacce. Abbiamo iniziato con un ricorso giudiziario culminato in Consiglio di Stato con l'adozione di 3 sentenze, una di merito che annulla il decreto del commissariato ACTA del 2010 dove prevede la chiusura dell'ospedale e 3 di esecuzione del giudicato che purtroppo non hanno avuto ancora attuazione, così come non ha avuto attuazione anche il decreto 64 del 2016 adottato dal commissario per il piano di rientro che ha istituito l'ospedale di zona disagiata. Sono dei provvedimenti paradossali perché emanati da organi dello Stato che lo Stato stesso ha disatteso. In ogni caso, proprio alla luce di quello che sta succedendo ora, della particolare emergenza che stiamo vivendo, ci siamo premurati di fare un appello unitariamente, tutti i sindaci di questo vasto comprensorio, siamo 17, chiedendo alla governatrice Santelli
di utilizzare il nostro presidio ospedaliero, soprattutto per quanto concerne i ricoveri per i malati cronici, i post acuti e anche quelli post Covid, e quindi svolgere un ruolo importante, una funzione importante non solo per decongestionare gli ospedali SPOC, gli ospedali hub, ma nello stesso tempo dare una risposta concreta in materia sanitaria. Ci spostiamo a Reggio Calabria perché nel giorno più nero della città dello Stretto ci sono stati 4 morti. Il sindaco Falco Matà è sceso in strada per ribadire ai cittadini la necessità di continuare a rispettare le regole per frenare la diffusione del contagio. Un blitz del primo cittadino che ha beccato diversi trasgressori con i quali non è stato per niente tenero. Vediamo. Sempre voi siete. Ma non potete uscire, ma come ve lo devo dire? Che sta facendo? E in qua c'è la vita a cangiare? O può cangiare solo un motore, no? Qualcuno lo definirà sindaco sceriffo, non apprezzando i suoi modi diretti e l'atteggiamento mostrato nei confronti dei cittadini, ma quando in ballo c'è la salute pubblica e il comportamento di alcuni la mette a rischio, allora il metodo utilizzato da Giuseppe Falco Matà e da altri sindaci italiani è più che comprensibile. Signora, non è che venite qua, dovete andare a casa. Lo volete capire che bisogna stare a casa oppure no? No, non dovete uscire. Siete pericolosi per voi e per gli altri, dovete stare a casa. Bisogna stare a casa. Le immagini raccontano l'ultimo blitz del primo cittadino di Reggio Calabria, impegnato nel redarguire i trasgressori delle regole basilari imposte dall'emergenza coronavirus. Dobbiamo resistere, non possiamo mollare adesso perché è la parte fondamentale, proprio questi giorni qui. Se resistiamo ora, forse tra un paio di settimane ce la facciamo, ma adesso ancora no. Tanti auguri, buona Pasqua. Restiamo nel Reggino perché all'ospedale di Locri è stato Papa Francesco a donare i presidi di protezione ed il vescovo Monsignor Oliva a consegnare direttamente in corsia le mascherine e le tute agli operatori sanitari. Vediamo. 4.000 mascherine, 400 tute e 400 occhiali da destinare al personale sanitario dell'ospedale di Locri. Dono del Papa consegnato questa mattina dal vescovo della diocesi Monsignor Francesco Oliva. Al presule nei giorni scorsi l'elemosiniere di Sua Santità, il cardinale Konrad Kransky, aveva scritto per comunicare la decisione di donare dispositivi necessari a chi ogni giorno è in trincea dopo l'esplosione dell'emergenza coronavirus. Il dono di oggi sarà arricchito sempre per volere di Francesco nei prossimi giorni dalla consegna di 2 respiratori. Inevitabilmente per la Locride questa è stata la notizia che ha tenuto banco. Il gesto del Papa da ieri ha alimentato commenti entusiastici. Il Santo Padre che raccoglie le istanze di aree in difficoltà e subito fa sentire il suo sostegno concreto, commuove e dà speranza. Quella speranza di cui oggi, come vedete nelle immagini di Albano Angilletta, si è reso portavoce ed emozionato interprete Monsignor Oliva, che al TG10 dichiara: Vorrei esprimere il mio ringraziamento in questo momento al Santo Padre che ha fatto pervenire del materiale sanitario all'ospedale di Locri, sapendo un po' delle difficoltà e dei problemi. Ma vorrei in questo momento esprimere anche il mio saluto, il mio augurio a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, con uno sguardo particolare, una preghiera particolare per tutti coloro che hanno perso la vita nel curare gli ammalati, medici, infermieri e anche sacerdoti che sono morti in questi ultimi tempi a causa del contagio coronavirus. Un augurio a tutti di buona Pasqua, perché possa essere questa Pasqua un nuovo passaggio. Ed è la storia di un ergastolano calabrese. Continuiamo a parlare di Papa Francesco e della Via Crucis, ieri insolita in piazza San Pietro. Dicevamo la storia di questo ergastolano calabrese che ha caratterizzato la prima stazione della Via Crucis presieduta dal Pontefice, una testimonianza toccante da parte di chi nel buio del carcere è riuscito a trovare la speranza e un'occasione di salvezza. Vediamo. Una Via Crucis diversa, unica,
che resterà nella storia e nella memoria. A Piazza San Pietro il rito presieduto da Papa Francesco è stato scandito dai testi delle meditazioni, tra questi il racconto toccante di un ergastolano calabrese scelto per la prima stazione. Sono stato condannato assieme a mio padre alla pena dell'ergastolo. La mia crocifissione è iniziata quando ero bambino. Se ci penso, mi rivedo rannicchiato sul pulmino che mi portava a scuola, emarginato per la mia balbuzie, senza nessuna relazione. Ho iniziato a lavorare quando ero piccolo, senza poter studiare. L'ignoranza ha avuto la meglio sulla mia ingenuità. 29 anni dietro le sbarre, lo stesso destino del padre, morto in una cella nello stesso carcere. Gli errori hanno condizionato la sua vita, gliel'hanno sottratta. La reclusione però non gli ha tolto la speranza, il pentimento gli ha fatto cercare la luce e oggi il carcere è diventato un'occasione di salvezza. Il passato è qualcosa di cui provo ribrezzo, pur sapendo che è la mia storia. In quella non vita, però, ho sempre cercato un qualcosa che fosse vita. È strano a dirsi, ma il carcere è stato la mia salvezza. E ci sono davvero tante storie anche nel nostro TG, storie di solitudine come quella che racconta in questo videomessaggio un insegnante calabrese che come tanti è impegnato, lavora al nord e chiede di poter tornare nella nostra regione. Vediamo. Mi chiamo Pizarro Pierpaolo, sono docente presso l'IES Spallanzani di Castelfranco Emilia, comune dove sono attualmente domiciliato. Effettuo le mie video lezioni dal 24 di febbraio, giorno in cui è iniziata la prima chiusura scolastica, tramite piattaforme digitali continuo la mia programmazione. Sono qui a contattarvi per chiedervi la possibilità di recarmi presso il mio luogo di residenza, dove continuerei la mia quarantena. Quindi spero che ci sia una possibilità riguardo la mia richiesta. Vi auguro una buona Pasqua e buona giornata. Chiaramente il nostro telespettatore si riferiva all'ordinanza della governatrice Santelli. C'è la nuova ordinanza che invece sulla gestione dei rifiuti, l'emergenza Covid impone maggiore attenzione nella raccolta e margini più ampi per i conferimenti negli impianti. Vediamo. La gestione dei rifiuti è un ambito molto delicato in relazione alla presenza del Covid-19 sui territori. Una nuova ordinanza è stata firmata dalla governatrice della Calabria Iole Santelli in merito a misure urgenti da osservare durante l'emergenza coronavirus. La Presidente della Regione, col supporto del dirigente Fortunato Varone dell'Arpacal, ma non delle ASP, stabilisce che la gestione dei rifiuti deve avvenire secondo modalità diverse previste dall'Istituto Superiore della Sanità e secondo le indicazioni generali fornite dall'ISPRA. In pratica è necessaria nei territori comunali che lo richiedano, d'accordo con le amministrazioni, che i gestori valutino attentamente una maggiore raccolta del differenziato, fornendo alle utenze Covid e a quelle in quarantena attrezzature adatte ad evitare il contagio diffuso. Ai proprietari degli impianti, infine, si consente di aumentare la capacità annua di trattamento e stoccaggio entro il 50%, più 20% per i centri di raccolta comunale. Il sindaco di Rende, Marcello Manna, decide la riapertura del mercato settimanale e l'accesso pomeridiano al Parco Robinson solo per determinate categorie. Vediamo. Rende va in controtendenza, ma rispettando le disposizioni governative. Il sindaco Manna ha deciso di autorizzare la riapertura dell'area mercatale in via Parigi nelle mattine di giovedì e sabato per la vendita di prodotti alimentari, ma non solo. Ha autorizzato la fruizione del Parco Robinson a Rogges di Rende alle famiglie in cui siano presenti componenti affetti da autismo o di diversa condizione in cui è certificata la pratica terapeutica di momenti di vita all'aperto. Una idea, e devo ringraziare l'assessore Anna Artese che ha lavorato su questo progetto. Il parco è stato rimesso a nuovo, come si può vedere, ed è un luogo dove le famiglie potranno seguire i propri figli. È abbastanza grande,
capiente, non ci sono problemi legati alla inosservanza delle norme sul Covid-19 e devo dire, mi pare di mandare un segnale importante per chi vive in questo momento solo e soltanto nelle case e quant'altro, dare loro la possibilità per qualche ora al giorno è un segnale assolutamente rilevante. Il parco sarà aperto dalle 16 alle 18 tutti i giorni feriali. Il sabato e la domenica abbiamo aumentato un'ora in più, quindi sarà fruibile dalle 16 alle 19 e una cosa molto importante, sarà aperto anche il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta. Questo ci tengo a precisarlo grazie alla collaborazione con l'assessorato del collega Domenico Ziccarelli, che ha coordinato l'attività di apertura e chiusura del parco insieme alla Protezione Civile, alle guardie ambientali e all'Associazione dei Carabinieri, che lo coadiuvano per l'apertura e per la sorveglianza del parco stesso. E ora alleggeriamo un po' il tono con i consigli per il pranzo di Pasqua di Gemma Altimari. Buongiorno, sono Gemma Altimari e in collaborazione con TEN abbiamo deciso di presentare qualche piatto che abbia un bel filo conduttore tra la nostra tradizione anche contadina e la Pasqua. E allora che abbiamo deciso di fare? Un nido. Questo è il nido, è un nido di taglierini che però potete utilizzare spaghetti, tagliatelle, qualsiasi pasta lunga che riesca ad avvolgersi. E come si fa? Si fa soffriggere nell'olio, l'aglio, il peperoncino, poi si mette un battuto di olive e capperi, si fanno leggermente soffriggere, si aggiungono delle acciughe. In questo condimento si mette la pasta che è stata appena scolata ed è stata appena scaldata per prendere il sale, cioè molto poco cotta. Si manteca, si fa il nido, si mette del formaggio e si inforna a forno molto alto, perché non deve cuocere, si deve solo sciogliere il formaggio. Lo potete mettere in tanti contenitori, come vedete, qualsiasi contenitore che possa appunto contenere questo nido diventa un momento divertente della tavola. E poi, dal momento che non viviamo di sola carne e che abbiamo la possibilità di proporre dei piatti alternativi molto più gustosi e molto più utili all'uomo e soprattutto agli animali, abbiamo pensato di fare delle cotolette di pecorino. Una classica cotoletta, il pecorino fresco, che è, diciamo, ha il posto d'onore nella Pasqua. Affettiamo il pecorino a fette piuttosto alte, lo passiamo nell'uovo e nel pangrattato come normalmente accade per le cotolette, lo friggiamo ed è fatta, con un bel contorno di fave per esempio. Con questo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Spero possa esservi stato utile, vi auguro chiaramente buona Pasqua Italia, e cerchiamo di avere, se possibile, un sorriso in questa nostra tavola. Alla prossima, ciao! Noi vi lasciamo con la copertina e il meteo, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Giuseppe Costanzo e Francesco Camposani. Vi auguriamo una felice Pasqua e anche noi vi lanciamo questo appello: restate a casa.
Persistono condizioni di tempo stabile sulla nostra regione grazie alla protezione di un campo anticiclonico che si estende su gran parte dell'Europa. Si prospetta pertanto un ponte di Pasqua e Pasquetta all'insegna del bel tempo, salvo locali annuvolamenti pomeridiani lungo i rilievi. Per domani cielo sereno o poco nuvoloso, annuvolamenti sparsi solo lungo i rilievi nel corso del pomeriggio, ma senza fenomeni rilevanti. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli di direzione variabile con prevalenza di una componente nord-orientale sul settore ionico-crotonese, mari calmi o quasi calmi ovunque, localmente ancora poco mosso il settore ionico-crotonese. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.